Allora, grazie e buongiorno a tutti. Oggi, come al solito, alle 12:30 facciamo questo punto stampa, e ci tenevo a dirvi, ovviamente, oltre a riportarvi il bollettino della giornata, darvi anche un po' di dati. Oltre a salutare ovviamente la dottoressa Russo, il dottor Bosa, il dottor Francesco Bosa è presidente della Croce Rossa del Veneto. La dottoressa Francesca Russo è la donna che per noi governa tutta la partita della prevenzione, quindi tutta la partita, la nostra interfaccia degli isolamenti e dei tamponi. Il professor Rizzuto è con tanto di mascherina, il nostro magnifico rettore dell'Università di Padova, il professor Andrea Crisanti, l'uomo macchina e l'uomo che ci porterà fuori dal mare in tempesta e quindi titolare del progetto che vogliamo presentare oggi, il professor Merigliano, che è presidente della scuola di medicina dell'Università di Padova. E dopo li sentirete. Due piccole considerazioni. Allora, i dati di oggi sono presto detti. Abbiamo 1487 ricoverati, 5500 persone positive, 5500 persone positive, 192 decessi, 329 dimessi e poi dei 1400 ricoverati 281 in terapia intensiva. Cosa dicono questi dati? Questi dati dicono che intanto non siamo davanti a un'influenza, perché abbiamo 1400 letti occupati da cittadini che hanno bisogno di cure sanitarie importanti. 1400 letti vuol dire due bei ospedali di provincia. E siamo preoccupati del fatto che comunque non ne siamo ancora usciti. Abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento e tutto quello che poi ne consegue, insomma, cioè noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza. E l'ordinanza, qualcuno ha detto: ma perché hai messo i 200 metri? Perché noi veneti siamo così, vogliamo sapere anche qual è la misura. Forse la prima ordinanza nella storia che è i 200 metri da casa, ma tutti si sono attenuti al rispetto di queste regole. Ed è fondamentale ringraziarli, perché è un sacrificio immane. Poi abbiamo visto che nottetempo, in questo fine settimana, è arrivato anche il DPCM col tema delle imprese e quant'altro, però noi continuiamo a seguire questa dritta. Chi è che parla? Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti. È un sacrificio che per noi è fondamentale, perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Ed è fondamentale che il senso di civiltà e di comunità sia assolutamente presente in ognuno di noi. Detto questo, prima di passare la parola agli altri convenuti, due brevi considerazioni. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo donazioni, li ringrazio di cuore. Anche oggi una famiglia importante, nota del Veneto, il Polegato, hanno voluto donare per questa causa 1 milione di euro. E ringrazio quindi Mario Moretti Polegato, che è il titolare di Geox, e il figlio Enrico Moretti Polegato, titolare e amministratore delegato
di Adora per questo ulteriore finanziamento. Si va sempre più ingrossando il numero di persone che stanno sostenendo questo progetto, sostengono il nostro progetto di cura dei veneti, di tutela della salute dei veneti. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Infine, rispetto a tutti questi temi, io vi dico che noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci, stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Evito di citarveli perché sembrano degli scioglilingua, a iniziare dal Turlicid, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite. Li stiamo sperimentando. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi, in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel, che può essere o è il treno che ti viene incontro, oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. E abbiamo università come l'Università di Padova, che è qui presente, che è in grado di prendere in mano un protocollo sperimentale e dirci se un farmaco serve o non serve. Passo la parola al professor Rizzuto, prego. Ci spostiamo di posto. Poi il professor Crisanti, poi il professor Mendiano. Buongiorno a tutti. Il Presidente ha giustamente detto che questa è la pandemia del secolo, il più grande shock che questo Paese riceve dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è uno shock, una guerra che vinciamo tutti assieme. Noi di questo siamo consapevoli, abbiamo la consapevolezza di essere l'istituzione scientifica che deve aiutare, deve mettersi in gioco per risolvere positivamente nel più breve tempo possibile questa crisi, e lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo perché, come è stato giustamente citato, abbiamo colleghi, io ringrazio pubblicamente il professor Crisanti perché ci ha dato l'indirizzo in tempi in cui pochi lo dicevano. Questa è una malattia che si trasmette perché un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito e il dovere di interrompere questa trasmissione, e questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia, e questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto e che sono l'aiuto più grande che tutti assieme diamo alla risoluzione di questa pandemia. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia.
perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque chi può trasmettere la malattia, quindi un'opera di riconoscimento ampio, quindi applicazione di tamponi, diagnosi molecolare per trovare nel più breve tempo possibile è fondamentale. Se non facciamo questo, noi continuamente avremo centinaia, migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. E allora il progetto di attuare un campionamento ad amplissimo spettro è un progetto decisivo che si deve associare a quello che è il comportamento virtuoso di tutti i cittadini. Questo è un grande sforzo economico che la Regione sta mettendo in campo, organizzativo che la Regione sta mettendo in campo, ma al quale noi diamo il nostro contributo. Lo vogliamo dare non solo attraverso le persone come il professor Crisanti, come la scuola di medicina, che su questo sono direttamente coinvolti, ma attraverso una parte ancora più ampia dell'università. Noi abbiamo chiesto ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine, abbiamo chiesto ai colleghi di mettersi a disposizione generosamente, come fanno tanti volontari, spostando il loro ambito di ricerca all'aiuto del laboratorio su Crisanti per la diagnostica. La risposta è stata una risposta estremamente positiva. Abbiamo avuto decine di persone che si sono già rese disponibili per rendere possibile quello che adesso il professor Crisanti racconterà, che è un grande sforzo, e sforzo che richiede anche però delle competenze che sono competenze molto alte. Noi useremo le competenze di ricerca per permettere una diagnostica che altrimenti l'eccellente laboratorio del professor Crisanti da solo non sarebbe in grado di fare. Quindi l'università, e questo è il motivo per cui io sono grato dell'invito al Presidente, perché vogliamo testimoniare che l'università in questa battaglia è in prima linea non solo attraverso i medici, attraverso il personale sanitario, ma anche attraverso tutte le competenze di generosità e le competenze di ricerca che come mettere in campo in questo momento. Grazie. Il professor Rizzuto ci ha ricordato una cosa importante, che le epidemie si combattono su tre fronti. Si combattono sul fronte dell'ospedale, con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa con la disciplina e imporsi di non limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Che cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. È chiaro che questo è un progetto estremamente ambizioso che richiede una notevole capacità operativa, che è esattamente la sfida più importante in questo momento è questa. Quindi la Regione sta coordinando tra tutti i laboratori delle microbiologie come disporre i macchinari, come recuperare come aumentare il personale e come distribuire i reagenti. È chiaro che questo è uno sforzo che deve coinvolgere tutte le microbiologie del Veneto. Dal canto nostro all'Università di Padova noi siamo passati, mi ricordo perfettamente che il giorno dico, da 100 a 1000 campioni al giorno, a 2000 che ne abbiamo fatti ieri, e contiamo di arrivare a 4.500 durante la prossima settimana. Chiaramente è una sfida immane, perché nel frattempo c'è una rincorsa pazzesca in tutta Europa e in tutto il mondo a queste macchine, e quindi anche da qui il contributo prezioso dell'Università di Perugia, ma io direi che tutte le università, tutte le università del Veneto dovrebbero contribuire a questo recupero di macchinari.
Quindi, poi ecco, devo dire anche un'altra cosa, abbiamo fatto recentemente un acquisto importantissimo, non dico come e dove perché altrimenti si scatena la caccia alla macchina, di una macchina importantissima che aumenta la capacità di decine e decine di volte, quindi stiamo in una fase, come ti ho detto, di scalabilità di tutto quanto il sistema. Quindi ecco, il messaggio che vorrei dare è che ci vorrà un po' di tempo prima che arriviamo a regime, quindi ecco, questo voglio dire, non è che da oggi a domani le persone si devono aspettare che noi cominciamo a fare 30-40.000 teste al giorno, è un passo dopo la volta. Noi pensiamo che nella prossima settimana la Regione ci ha dato il compito di arrivare quasi al raddoppio della capacità e poi via via cercheremo di scalare a una metrica più alta, insomma, ecco, questo diciamo è quello che vogliamo fare. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e una diminuzione delle persone in terapia intensiva. Questi sono i parametri, quindi dobbiamo diminuire quel valore, quella frazione tra ospedalizzati e casi totali, terapia intensiva e casi totali. Questo numero deve diventare sempre più piccolo. Questa è la misura del nostro successo. Arrivati C'è una caratteristica valida. Sì, che è già una caratteristica valida, ci stiamo già molto vicini a questo, adesso non incrociamo le dita, ma diciamo il Veneto, non so se posso dirlo, ma insomma ci sono degli indicatori molto positivi per la salute. Arriviamo alla fine. Da questo punto di vista, voi ormai lo vedete. Quindi, ecco, questo è questo che ci si deve aspettare. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ecco, questo diciamo è quello che ci si aspetta, è quello che vi dovete aspettare, quali sono la metrica del successo di questa operazione. Aumento del numero dei positivi, diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive fino al punto di flessione in cui cominciano a calare tutti. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo perché è una sfida immane, perché chiaramente noi ci preoccupiamo di identificare sia gli individui a rischio, come ha detto il professor Issulo, e qui ce ne sono tantissime categorie, sono praticamente le persone che lavorano nei cassieri del supermarket, sono i poliziotti, sono tutti quelli che negli uffici pubblici sono a contatto con il pubblico, e poi i vulnerabili, perché ci sono sicuramente delle categorie vulnerabili che noi dobbiamo proteggere, e sono gli anziani nelle case di riposo. Noi non vogliamo che il virus entri là dentro, perché sappiamo perfettamente cosa possa fare. Quindi è chiaro che questa è una delle nostre priorità: screenare il personale delle case di riposo, identificare all'interno delle case di riposo se ci sono degli anziani che sono positivi, perché è chiaramente che a loro va sicuramente la nostra solidarietà, sapendo quello che può succedere se il virus entra in una di queste comunità. Penso che io ho finito e il professor Merigliano. Professor Merigliano, Presidente della Scuola di Medicina. Buongiorno a tutti. Allora, la cosa importante di questo progetto è, come ha detto il professor Rizzuto, da un lato il contributo di tutta l'università e della scuola di medicina, dall'altro la forte volontà di coordinamento tra le strutture e soprattutto con il sistema regionale. Se dobbiamo fare questa operazione, che è fondamentale, dobbiamo anche garantire che comunque il sistema funzioni in quello che è la capacità ordinaria. Quindi deve essere qualcosa che va al di sopra, al lato, e che potenzi il sistema ordinario e contemporaneamente che sia perfettamente coordinato e integrato. Per cui il grande sforzo è stato quello di trovare il progetto, di trovare le persone disponibili a farlo su base volontaria o su base comunque organizzata, e soprattutto integrarsi perfettamente nel sistema sanitario, perché tutti i positivi che verranno trovati con questo sistema devono essere in linea con il sistema di protezione, di sorveglianza, perché altrimenti non funzionerebbe. Allora abbiamo cercato di trovare la quadra che è stata trovata nel progetto del professor Crisanti, nel supporto logistico del Comitato regionale della Croce Rossa, perché il progetto
vale su scala regionale e sarà attivato per cerchi concentrici. Per cui partiamo da Padova perché siamo più vicini all'università, stiamo raccordandoci con i sistemi informativi, ma la Croce Rossa ha già messo in campo 15 squadre divise per provincia, in modo che a regime, progressivamente, in maniera molto coordinata, perché anche qui, come si diceva prima, non bisogna saturare le capacità, ma bisogna essere coordinati e quindi crescere e crescere della capacità organizzativa. Il cuore del sistema ovviamente andrà a tamponare tutte queste persone che sono state dette, coordinandosi con il sistema di prevenzione che continuerà a garantire da un lato l'ordinario funzionamento, ma soprattutto tutta l'attività di controllo dei pazienti positivi e domiciliati. E in questo senso volevo ringraziare ancora una volta la scuola di medicina, perché abbiamo deciso con una delibera che tutti i tirocini degli studenti che sono, come sapete, laurea militanti, quindi tirocini per l'esame di Stato, che avrebbero dovuto essere svolti presso i medici di medicina generale, che in questo momento sono sottoposti a delle pressioni umane, professionali, di rischio enormi, e quindi avrebbero fatto fatica a fare i tutor, li abbiamo dirottati sui sistemi territoriali per fare il recall in perfetta sintonia, scaricando sul sistema circa 400 giovani medici in formazione che daranno una spinta enorme, perché siamo passati da controllare 50-60 persone ospitalizzate e adesso siamo 1500, quindi bisogna assolutamente pensare non solo al prelievo ma anche a ciò che si genera post, altrimenti si generano delle aspettative e poi non si possono dare risposte. Quindi il disegno che è stato organizzato insieme, partito come progetto di ricerca, poi è stato rivisto, poi è stato riorganizzato proprio perché sia un sistema che possa dare una risposta completa. E come ha detto il governatore, parte, ma ha bisogno dei suoi tempi per allargarsi a certi concentrici. Ultima cosa, è assolutamente fondamentale, come ha detto il rettore, lo sforzo che stanno facendo moltissimi ricercatori, non solo della scuola, ma di tutta l'area biomedica dell'università, per recuperare macchine e persone, che ovviamente non sono quelle macchine e persone di tipo laboratoristico da migliaia di numeri, ma anche 150-200 test al giorno. È un po' il concetto del tanto poco fa una grande massa, e quindi da questo punto di vista l'ultima cosa che vorrei dire, perché l'ho detta stamattina al governatore, la settimana scorsa c'è stato il gruppo degli cinesi che sono stati in Veneto, sono stati a Padova, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, hanno vissuto 2 giorni dentro un'azienda, e devo dire che la cosa che più li ha sconvolti, in senso positivo, è stata le nostre semi-intensive, cioè l'aver creato delle strutture che sono una via di mezzo tra il reparto e la rianimazione, dove si cerca di tenere i pazienti ancora coscienti, supportati dai famosi caschi, eccetera, che è un'esperienza che loro non avevano, ma che hanno valutato con grandissimo interesse, perché non ha saturato le rianimazioni, ma ha dato grossa risposta a quei pazienti che non erano in grado di gestirsi da soli. Grazie Presidente. Grazie Prof. Lascio il mio postazione. Allora sì, grazie. Volevo ringraziare ovviamente ancora il dottor Bosa per la Croce Rossa, ringraziare i miei assessori che sono qui oggi, gli assessori Lanzarin e Bottacin, quindi alla sanità e alla protezione civile. Ancora un grande ringraziamento alla dottoressa Russo, che lei per noi è la donna dei tamponi, degli isolamenti e di tutto il processo che si è fatto, perché onore al merito, noi siamo partiti con lei, e se oggi abbiamo 65.000 tamponi fatti e 15.500 persone isolate è dovuto al fatto che comunque la dottoressa insomma, ha curato questa regia fin dall'inizio. Ripeto, prima di passare tecnicamente alle domande, ricordo ancora, non vorrei creare incidenti diplomatici, sul fronte donazioni abbiamo un incremento importante. Ripeto, ringrazio oggi
Enrico Moretti Polegato di Diadora e Mario Moretti Polegato del Bergeus per 1 milione di euro, che è una grande donazione. E i prossimi giorni, nei prossimi punti stampa, ricorderò anche di volta in volta coloro che hanno voluto donare e aiutare questi processi, perché poi la macchina che andremo a prendere, io spero nottetempo anche con l'aereo, andremo a prendercela, ci permetterà di spingere molto di più sui tamponi, quindi grazie un po' a tutti i presenti. E infine farei così, per evitare pasticci: se avete domande per me le fate, poi io esco e poi di conseguenza chiamate il preside, il presidente, il rettore, il professor Crisanti che sono qui, o chi volete. Prego, a me le domande. No, le domande a lei, non prego a lei. No, No, beh, io le farei più di carattere, definiamole così, politico generale, legate al... Guardi, fatele quelle a me, poi io mi alzo, cedo il posto e Ci andiamo. sono polemiche in corso in queste ore tra i sindacati e il governo sul decreto che blocca le attività produttive. La lista dei 95 categorie ammesse al lavoro è sufficiente, è restrittiva, si può migliorare? Ma guardate, io devo essere sincero, ad oggi abbiamo lavorato su più fronti, perché abbiamo avuto 2 videoconferenze questa mattina e quant'altro. Ho letto anch'io che c'è polemica, spero trovino un punto di equilibrio che sia il punto verso il quale tutti dobbiamo andare, nel senso che in un momento tragico come questo, cioè, non ci servono ovviamente conflitti sociali, questo è poco ma sicuro, non aiutano. Dopodiché io non sono un esperto di queste robe, dico, sono al fianco delle nostre imprese, molte imprese hanno chiamato perché sono andate in difficoltà, altre vorrebbero delle deroghe. Mi sembra di aver capito che dal DPCM è delegato il prefetto, quindi cercheremo anche noi di segnalare il prefetto. Dopodiché è giusto che le parti sociali presentino le loro richieste, come del resto l'hanno fatto quando sono andate dopo l'11 marzo a fare l'accordo nazionale per tenere aperto. Prego. È sufficiente? E non vorrei accusare la protezione degli altri, lei conferma quindi che la sua ordinanza Resta in vigore fino al 3 anche sui aprile. supermercati Sì, fino al 3 aprile. e non confligge in nessuna maniera con quella nazionale? No. Va bene. Abbiamo fatto una verifica. Attenzione, non è una prova muscolare, perché come vi dico noi non vogliamo fare prove muscolari. Abbiamo fatto una verifica giuridica e l'ufficio legale ci dice che resta in piedi, perché altrimenti bisognerebbe revocarla, perché ha pieno titolo di restare in piedi, perché il DPCM richiama un DPCM che prevedeva la possibilità di fare ordinanza da parte dei governatori, per cui essendo rimasto in piedi questo passaggio non è assolutamente impropria ed è assolutamente in linea. Ho visto che a Treviso c'è una macchina che dà esito del tampone in un'ora, mentre mediamente ci mette 4 ore. Mi hanno detto che però questa macchina prodotta in Italia arriverà anche in tutti gli hub del debito. Sì, è quella della Diasoni, è quella col dischetto, avrei visto, quella con gli 8. Ne arrivano 11 già oggi e le verranno dedicate al pronto soccorso, in maniera tale che si fa, non è per grande scala, ma è direttamente per il pronto soccorso. Il tampone resta, poi c'è anche il professor Crisanti, il tampone resta la grande scala. Questa è un'attività di pronto soccorso. Ha un dischetto di 8 campioni e ci mettono, invece con i tamponi, se ci sono reattivi, facciamo molto più lavoro. Un punto invece sull'arrivo delle dotazioni sanitarie, respiratori, mascherine, a che punto siamo? Ma guarda, posso dire che ho visto prima un dato, e lo dico, mi sa che non l'ho preso, abbiamo 13 milioni e mezzo di dispositivi in arrivo e in parte sono anche arrivati. E posso anche dirvi che abbiamo finalmente trovato delle FFP3, ne abbiamo trovati 2 milioni di pezzi ieri sera nel mondo, cioè non so da dove vengono, nel senso che so da dove, qual è l'interlocutore, però immagino che le provenienze siano sempre quelle asiatiche. E abbiamo comprato in questo periodo, abbiamo comprato in Sud America, abbiamo comprato in Europa, abbiamo comprato un po' dappertutto. Attenzione che è difficile arrivare a quantitativi come quelli che sto annunciando io adesso, appunto. E quindi, Presidente, non sono quelle promesse dal commissario Arturi che ieri aveva assicurato che tutte le regioni oggi avrebbero ricevuto dispositivi di protezione? Lei li ha trovati? Non Non ho contezza degli arrivi, ve lo diciamo in maniera formale,
però io sto parlando di quelle che abbiamo comprato noi, che siamo riusciti a trovare, fermo restando che debbono scaricarle, siccome ce ne sono già sparite 550.000 dalla Svizzera una settimana fa, vi dico che questo è l'ordine, carta alla mano, pagamenti fatti, dopodiché vediamo se succede qualcosa nel frattempo. Stanno arrivando anche respiratori meccanici, ho richiamato Roma perché sono nella fornitura Consip e mi aspetto, io ho fatto una richiesta di 200 respiratori e penso di essere quello che ha più titolo di chiedere respiratori in questo momento, visto e considerato che al momento noi non ne abbiamo avuti tanti come Consip. Non è una critica, ma vi dico che nelle forniture noi attualmente siamo a 49 respiratori arrivati. Fino a quanti tamponi si potrebbe arrivare in Veneto? 20.000? Ma tra un po', non subito. Tra un po' 20.000. E in totale per quanto tempo? Ah, guarda, consideri che noi già ne abbiamo 65.000 già fatti, consideri che se penso che si andrà avanti finché non finisce questa tragedia, cioè, non è che anzi forse ci sarà anche il follow up post, perché questa bestia non è che la conosciamo proprio bene, ce ne vorrei che qualcuno pensasse che apriamo l'ombrellone e finita lì, cioè è bene che restiamo sempre con la guardia mezza alzata per seguire lo sviluppo. 20.000 al giorno tra sanità. Ma 20.000 al giorno, sì, tutto il sistema Veneto potrebbe arrivare a regime con macchine che funzionano correttive, arriviamo prof a 20.000? Fra 2 o 3 settimane. Fra 2 o 3 settimane sì. Un'altra domanda, perché l'espressione più tamponi uguale meno terapie intensive, quindi meno ospedalizzazione? C'è un grafico, ci sono delle proiezioni per capire? C'è un sacco di roba a disposizione, però guardate, ce n'è una molto banale on the road. In un positivo asintomatico contagia 10 persone. 10 persone positive asintomatiche ne contagiano a loro volta 10 persone a testa. Capite che l'andamento è esponenziale e una terapia intensiva prima o poi verrà occupata da qualcuno che non è stato intercettato. Ecco, rispetto anche alla modalità, qualche giorno fa le aveva dato una scaletta di priorità rispetto alle categorie che prima dovranno essere tamponate, tra virgolette. Sono rispettate. Quindi rimane quella tabella, per cui prima tutti Mondo della sanità, le case di riposo e poi a seguire. Ovviamente il professor Crisanti poi curerà particolarmente anche la parte, diciamo, on the road dei test a campione. Quando partiranno tutti questi test a campione con gente che viene fermata per strada durante il normale? Partiranno quando riuscirà a mettere in piedi, ecco. Ci sono le priorità, no? Prima Allora, gli anziani, prima i vulnerabili, poi gli esposti e poi... Però non si sente. Posso dire una cosa, c'è un discorso far vedere, parlo di qualche video straniero, far vedere qualcuno in camice che infilza a un guidatore lo stecchino nel naso, un discorso è fare il lavoro che abbiamo fatto noi, perché se volete l'immagine che infiliamo lo stecchino nel naso a qualcuno, andiamo sul parcheggio e ve la facciamo vedere subito, ma noi stiamo facendo roba molto più seria. È una questione di priorità sociale, no? È chiaro, prima i vulnerabili, poi gli esposti e poi finalmente campionare la popolazione. Le ultime domande poi vi lascio loro. Stiamo parlando di salute, chiedo, è necessario tenere i tabaccai aperti? Sono molto preoccupati, la categoria è veramente a rischio e si chiedono il da farsi, e se parliamo appunto di salute io penso che potrebbe essere un'occasione per magari provare a smettere. Sì, ma guarda, cioè, penso che sia che qui dentro se facessimo un referendum tutti la pensano nella stessa maniera, poi non so quali siano state le logiche, affronteremo anche questo tema, ma vi ricordo che noi stiamo sempre parlando di un dispositivo nazionale, quindi di un DPCM e non di un'ordinanza regionale. Ho lamentele che il professor Crisanti non si sente bene. Lei non potrebbe un attimo evitare... Cercherò di parlare più forte. Grazie, molto gentile. Allora, poi lascio la postazione Sì. al professor Crisanti, se non ci sono più domande per me lascio la postazione. Gliela lascio. lascio prof. No, vada, è meglio, perché anche le televisioni. Io vado fuori. Ci vediamo dopo. Saluti governatore. Ciao ragazzi. Comportatevi bene. Proviamo. Domande per il professor Crisanti, se no io provvedo con il mio. Ce ne sono diverse. Oh mamma mia. Sì. Ho una domanda dalla trasmissione Petrolio Diletta, l'altro ha partecipato. Come funziona l'app
sorveglianza attiva? Lo abbiamo visto in un reportage in Corea del Sud. Anche qui funzionerebbe nello stesso modo? Guardi, ci sono diversi metodi di sorveglianza attiva. Chiaramente la sorveglianza attiva effettuata in Corea del Sud è anche sostenuta da strumenti informatici che noi non abbiamo. Quindi è chiaro che non useremo gli strumenti informatici per la tracciabilità di mobilità delle persone, anche perché qui non si può muovere nessuno. Quindi noi assumiamo che le persone utilizzassero l'ordinanza e se ne stanno a casa. Quindi la nostra tracciabilità, faccio un esempio, supponiamo che una persona si sente male, telefona all'ufficiale sanitario e dice che pensa di avere l'infezione da virus, il professor Meridiano manderà la sua squadra, farà il prelievo alle persone che stanno lì intorno, agli amici, ai parenti, e se sta in un edificio lo faremo tutto l'edificio. Con questa è sorveglianza attiva. Se sta in una casetta cercheremo di vedere 4-5 casette intorno per fare appunto per quei cerchi allargati che sono famiglia, amici e vicinato. Questa è sorveglianza attiva, sono 3 cerchi concentrici che devono essere via via coperti. Quanti tamponi pensate di fare quotidianamente e se possono essere esaminati estendendo avanti anche i laboratori privati? Guardi, io non sono nelle condizioni di commentare sui laboratori privati, vi dico quello che facciamo noi. Noi in questo momento siamo a 2.000-2.200 tamponi al giorno, contiamo per la fine della settimana di arrivare a 4.000, contiamo appena arriva quest'altra macchina di raddoppiare ulteriormente. Questo sforzo sarà seguito da tutti i laboratori del Veneto, che saranno coordinati da una struttura a parte, che riceveranno via via macchinari, cioè deve essere una cosa organizzata. Qui non è che uno può iniziare a fare io faccio 100 io faccio 200, ci deve essere un coordinamento, questo coordinamento sta per essere messo in piedi, quindi i vari macchinari verranno allocati ai vari laboratori e gli si chiederà di raggiungere una certa quota. Professore, scusi, il Veneto ha 5.500 ricoverati in ospedale, 15.300 in isolamento domiciliare e i vittime sono 192, pari al 3,5% sul totale dei ricoveri, una cosa che lei ha già spiegato nei dettagli in un'intervista su una rivista scientifica qualche giorno fa. La Lombardia, dati di ieri sera, quindi non esattamente omogenea, 17.400 contagi, 3.100 decessi, quindi siamo sul doppio del 17-18%. Allora lei ci può spiegare la grandissima anomalia che è la causa, del nostro parere, di questo blocco economico che sta mettendo in ginocchio l'Italia, proprio perché il sistema sanitario lombardo non ha retto il confronto, è perché non hanno le sufficienti terapie intensive e sono state, come dire, in gran parte assegnate. Guardi, penso che sia... La cosa è molto complessa, però io vorrei capire come va il Veneto. Guardi, adesso glielo spiego. E in queste situazioni noi possiamo contare su questa situazione di fortuna e a Lombardia invece. Guardi, adesso lo spiego. I morti, cioè la percentuale di decessi del Veneto è leggermente più alta della Cina, ma comprensibile sulla base della differente età media degli italiani. Quindi il fatto che in Veneto abbiamo il 3%, il 2,8% rispetto al 2,2% della Cina, diciamo, è una cosa che normalizzata per l'età sono sicuro che più o meno è uguale. Il problema dei morti nella Lombardia e nel resto d'Italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi. All'appello mancano 250.000 casi di infezione che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte dal punto di vista matematico a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa e gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quel 56.000, non è il numero giusto, è stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime. Questa è la verità. Allora, sicuro, perlomeno. Per cui è ingiusto accusare il servizio sanitario della Lombardia, che è stato inondato da questi numeri. Guardi, i numeri stavano a Bo, nel 20 febbraio c'erano il 3% di infetti. Se uno a un certo punto assume, ma le altre regioni d'Italia, che erano state zone rosse, quanti infetti ci avevano? Questi numeri non è che li devo io, non li devo pubblicare perché l'ha pubblicata la Protezione Civile. Se lei fa il numero 3% con un R0, lo stimo basso del 2, i calcoli si fanno presto, si arriva a proporzioni del 20-25% di infetti ad oggi.
i numeri stavano a po'. Quindi non è che è uno studio, che è uno studio, i dati sono stati pubblicati perché stavano sotto gli occhi di tutti. Guarda. Professore, scusi, per capirci, lei dice la differenza tra Veneto e Lombardia sta nel fatto che in Veneto si è subito provveduto a chiudere l'area di Bo, Ma l'area di Bo, ma anche altre, noi abbiamo fatto tamponi a tutti. Quindi abbiamo sicuramente limitato, guardi, il Veneto è risultato di due cose. Primo, i numeri del Veneto sono più reali di tutta Italia, perché lei lo vede della percentuale dei morti rispetto al totale. E poi in Veneto sistematicamente dall'inizio noi abbiamo fatto tamponi a tutti in collaborazione con le strutture epidemiologiche del territorio. Quindi quei 40.000 tamponi hanno avuto un impatto gigantesco sul numero dei ricoverati e sul numero dei morti. Se in Lombardia non si sono create le zone rosse, per esempio nel Bergamasco. Quella è stata un'autentica follia. Che poi che dica? Scusi, forse non ho capito, il 20-25% della popolazione italiana in questo momento? No, io ho detto nelle zone rosse, non fraintendetemi. Io ho detto che se vogliamo rimettere a posto i numeri e diamo per fissa la mortalità, che il virus del Veneto è uguale al virus della Lombardia e di altre regioni d'Italia, mancano a appello perlomeno 250.000 sintomatici e un altro 200.000 sintomatici. Solo così i numeri vengono a posto. Cioè 250.000 in Italia? Sì, in tutta Italia, ma la maggior parte ovviamente stanno in Lombardia. Posso chiedere come funziona la sperimentazione proprio tecnicamente? Ci sono 6 farmaci, mi incuriosisce capire un po' più. Guardi, lei fa la domanda alla persona sbagliata, perché io faccio il microbiologo, non faccio... Allora, io ragazzi direi di andare con ordine. Allora, intanto finiamo un primo giro di domande qua, poi passiamo ai quotidiani, poi come nei giorni scorsi con ordine, facciamo anche i colleghi che di nuovo una seconda raffica di domande. Distinguiamo le persone però, non si può chiedere al professor Crisanti motivi organizzativi di cui dovrà rispondere evidentemente o la dottoressa Russo o l'assessore Lanzarin, quindi cerchiamo di selezionare le persone a cui facciamo le domande, perché sono vari aspetti della questione. Possiamo concludere un attimo sul tampone on the road, invece lei ha parlato di chi chiama i positivi e allora lo si fa tutto il palazzo, poi c'è invece la questione legata alle castiere, quanti ne farete e come avverranno, avvieranno? No, guarda, non è una questione di priorità, come l'ho detto prima, nelle categorie specifiche partiremo dalle case di cura, perché noi partiamo dai più vulnerabili, dopodiché sempre a scalare verificheremo con le autorità della regione quali sono, questa poi è anche una scelta politica, chiaramente non è che la posso fare io, no? È chiaro, la regione ci dirà, per noi le categorie che vanno identificate sono queste in ordine di preferenza. C'è un documento, collega, che abbiamo dato nei giorni scorsi che vedremo alla fine, che indica proprio tutte le categorie in ordine per priorità. Non si andrà nel supermercato, saranno richiamati. Guardi, dipende chiaramente dalla situazione e dalla logistica, magari il professor Meridiano se vuole commentare su questa cosa, che forse magari... Abbiamo una domanda. Finiamo le domande al professor Crisanti per cortesia e poi passiamo al dottor Meridiano e all'assessore Lanzarini. Grazie, scusi, una domanda, c'è ancora qualcuno che crede che Abidol, il farmaco proveniente dalla Russia, sia ancora efficace? Possiamo dire qualcosa a riguardo ed eventualmente la differenza con l'Avigan giapponese? No, non è il professor Crisanti, è una persona sbagliata, perché io non faccio l'infettivologo, quindi non sono ministro della linea. C'è qui anche il dottor Mantois dell'AIFA che dopo ci racconterà gli aspetti dei farmaci. Andiamo avanti con gli aspetti epidemiologico e tamponi. Se no chiudiamo. Bergamo, professore, lei ha detto che quindi purtroppo è stato un clamoroso errore non bloccare ma fare un cluster per isolare. Senta, guardi, io penso che... Senza far polemica. No, senza far polemiche. Io penso che dal punto di vista epidemiologico, senza far polemiche, la procedura corretta sarebbe stata bloccare le zone rosse all'inizio, 25 giorni fa, tutti fermi, che nessuno si muova, né fabbriche né negozi né tutto, si fanno i tamponi e si vede qual è la prevalenza dell'infezione e poi si prendono decisioni informate per bloccare. Io avrei fatto questo, perché le epidemie, come ho detto, sono ospedali, quarantena e sorveglianza attiva, cioè non ci sta un'altra ricetta, ecco. Allora adesso un attimo ai colleghi presenti, diamo un po' spazio ai quotidiani che mi chiedono cose. La collega Nicolussi Moro, arrivo subito, mi chiede, sempre sui farmaci,
non saprei chi può rispondere, io direi di far rispondere alla fine al dottor Mantoan. La collega Vanzan mi chiede invece quanto costerà l'operazione, chi paga, e direi che può rispondere l'assessore Lanzarin per la regione. Prego, se vuoi accendere il microfono un attimo. Sì, usa pure questo. No, là. Niente. Pensavo si sentisse lo stesso. Che disagio. Allora, intanto allora, il progetto che è stato presentato è un progetto che va in parallelo a quanto già fanno i dipartimenti di prevenzione, i 9 dipartimenti di prevenzione che noi abbiamo in ogni azienda sanitaria, che sono composti poi da diverse figure professionali, e sono oggi 714 persone che sono impegnate all'interno dei dipartimenti di igiene e sanità pubblica, che voi sapete hanno già iniziato a allargare le persone a cui oggi noi facciamo il tampone, perché oggi noi abbiamo scritto con le direttive appunto che sono state emanate dalla dottoressa Russo, che ordina tutti i dipartimenti, che non facciamo i tamponi solo ai contatti stretti o ai contatti lavorativi, ma anche ai contatti occasionali, e quindi, come si diceva prima, andiamo per cerchi concentrici. Abbiamo inserito poi anche il discorso del personale sanitario, del personale di strutture per anziani, dei farmacisti, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. L'università, quindi l'Università di Padova, con il professor Crisanti, collabora con noi e quindi farà una fetta di questi, adesso individuiamo quale fetta appunto di queste categorie, che poi può essere allargata. Abbiamo detto che la categoria che secondo noi è prioritaria in questo momento è la categoria delle strutture per non autosufficienti, le case di riposo, dove abbiamo già iniziato, ma siccome sappiamo che si tratta di 360 case di riposo in Regione Veneto, con 30.000 posti letto più tutti gli operatori, voi capite che stiamo parlando di una mole di persone importanti. Dopodiché si procederà quindi, sempre in accordo con l'Università di Padova, il professor Crisanti, rispetto a quelle che sono le altre filiere, che possono essere le cassiere dei supermercati, le forze dell'ordine, oppure altre categorie che noi riteniamo opportune. Sull'aspetto economico, la Regione si fa carico e si sta facendo carico dell'acquisto di tutto il materiale e le attrezzature necessarie, dopodiché ci saranno appunto dei rapporti che verranno poi diciamo così definiti rispetto ad altre prestazioni. Però i macchinari quindi fanno parte già del bilancio che come Regione, come azienda zero stiamo acquistando, quindi non c'è diciamo un quid economico rispetto a un progetto, ma eventualmente dei costi che ne usciranno alla fine. Spero di essere stata chiara e di aver risposto. Approfitto della presenza sua per un'altra domanda del collega Tomasini di dire. Sì, no, volevo anche dire, cioè ricordiamolo, le 714 persone che vi ho citato che fanno parte dei 9 dipartimenti di prevenzione della Regione Veneto, uno per ogni singola azienda, sono quelli che vanno fuori, fanno il tampone, ma sono anche quelli che poi fanno il controllo e quindi l'isolamento fiduciario con le telefonate di controllo, e che fanno anche poi tutta la parte di indagine epidemiologica, quindi completano la filiera. Così ci siamo forse ben capiti rispetto al procedimento. A chi fa cosa? Sì. Considerando, dice il collega Tomasini, di dire l'inevitabile sovraccarico delle strutture, quanto tempo richiede l'analisi di un tampone? Perché, dice il collega, in alcuni casi si è verificato un certo ritardo nella consegna dell'esito del test. Abbiamo avuto dei ritardi, lo può confermare credo anche il professor Crisanti, perché Padova, chiaramente, che ricordiamo era il primo e unico centro previsto in Regione Veneto per l'effettuazione dei tamponi, ha diciamo così accumulato tutta una serie di tamponi da processare. Oggi insomma con laboratorio che è H24, con l'università che ha messo a disposizione anche gli altri laboratori,
crediamo insomma di riuscire a smaltire in tempi più brevi rispetto appunto alla processazione dei tamponi. L'ultima domanda della collega Giacomuzzo, ne ha fatte 3 ma 2 avevamo in realtà già risposto. La carenza di materiali e di reagenti, gliel'hanno già chiesto anche prima, non rischia di rallentare tutta l'operazione? Allora, oggi con i macchinari che citava il Presidente Zaia, che stiamo acquistando, abbiamo cercato di fare il proprio, quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative rispetto alla carenza di reagenti e carenza di materiali. Quindi, insomma, rispetto a questa situazione che si sta verificando, abbiamo messo in piedi delle procedure che ci permettono di arrivare, come diceva il professor Crisanti, da qua a 3 settimane ai 20.000 circa tamponi. Le ultime 2 domande per l'assessore Danilo Guerretta. Il sindaco di Merlana ha chiesto al prefetto di inviare personale militare perché sono al collasso nella casa di riposo con 11 morti, tutti pazienti positivi e anche metà del personale. Su questo io vi ho già detto che siamo in costante contatto con la casa di Merlana e con le altre strutture per anziani che stanno vivendo dei drammi simili. Abbiamo anche cercato di recuperare personale che oggi poteva entrare e andare quindi ad aiutare queste strutture, però bisogna anche dire che certo personale si è rifiutato di andare, nella libera scelta si è rifiutato di andare all'interno di una struttura di questo tipo. Vedo che c'è la Croce Rossa, mi hanno appena avvisato che tipo di una struttura del Bassanese da oggi sono in supporto, entra la Croce Rossa proprio per aiutare una struttura per anziani che ha lo stesso problema di Merlana. Quindi noi stiamo cercando come regione di fare da tramite, quindi con la cooperazione sociale, con il mondo del volontariato, per incrociare le richieste e le domande e cercare insomma di trovare delle soluzioni. Tornerebbe il professor Crisanti che avrei un'altra piccola sequenza di domande per lei. Mi scusi, vi costringiamo a questo tour de force. un po' di movimento va bene. Allora, professor Crisanti, il collega Petrobelli del Fatto Quotidiano chiede, vabbè questo più o meno abbiamo già risposto, ci sono tamponi sufficienti per fare quanto promesso, visto che arriva col contagocce, quello mi pare che abbiamo già più o meno dato una risposta. Sì, è chiaro che ci stiamo procurando tutti quanti gli agenti. Noi abbiamo adesso, prevedendo questa operazione, abbiamo materiale per circa 200.000 tamponi. È chiaro che via via ne acquisteremo altri. L'aumento dei positivi scoperti è quindi una buona notizia. Certo, significa che stiamo andando nella direzione giusta, come ho detto, ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni, se questa operazione funziona, più positivi e meno ricoveri e meno persone in rianimazione. L'ultima domanda, siccome l'evoluzione non è più nei valori assoluti ma nel rapporto o differenza, qual è il trend del Veneto dal 21 febbraio sino ad oggi? Sicuramente il trend del Veneto, poi basta vedere anche le tabelle della protezione civile, c'è stato, sebbene il Veneto sia partito uguale e in anticipo anche ad altre regioni, via via il Veneto è sempre aumentato molto più lentamente chiaramente, e questo è dovuto al fatto che abbiamo scoperto molte più persone prima che trasmettessero ad altre fondamentalmente. Questo è chiaramente non è ancora sufficiente, perché io vorrei vedere a questo punto come metrica dell'effetto dei tamponi è incominciare a vedere che i ricoveri, il numero di ricoverati rimane costante, che il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane costante, mentre il numero di positivi aumenta. Questo significa che stiamo facendo bene. L'ultima domanda, ha un senso un piano di sorveglianza su base esclusivamente regionale? Senta, qui siamo entrati in una situazione in cui c'era una confusione totale. Io penso che sicuramente non è importante, però sicuramente è importante dimostrare che combinando la quarantena e la distanza sociale con la sorveglianza attiva si riesce a controllare l'epidemia, perché forse a quel punto questo esperimento positivo potrà essere portato in altre situazioni. Bene, io avrei una domanda per il dottor Mantoarca, se n'è andato, quindi adesso lascerei la parola ancora, un attimo collega, un secondo, lascerei la parola adesso a voi, quindi bene. C'è Prego. qualcuno che può soddisfare la mia richiesta sui dettagli della sperimentazione gentilmente? Ma poi
come funzionerà, visto ci sono sei farmaci. No, sui farmaci no. Perché lo so, che è scappato. Sì, adesso lo chiamiamo. Grazie. Io volevo capire sulla questione che i positivi devono aumentare mentre i ricoverati restare costanti. Che cosa permetterebbe di far sì che i positivi non diventino ricoverati? Ma guardi, è una questione di probabilità, È matematica. è una questione matematica, più gente lei individua positiva, meno questi trasmettono, quindi meno la probabilità che qualcuno sa male. Ha capito? Posso spiegarglielo? Allora, il positivo è un potenziale contagiatore. Il positivo è un contagiatore inconsapevole. Se io identifico i positivi ho meno diffusione del contagio. Siccome uno dei numeri conseguenti alla diffusione del contagio sono quanti poi arrivano in ospedale, se io riesco ad avere un numero maggiore di positivi oggi, e soprattutto quelli che ci interessano in questo momento sono i positivi sconosciuti in grado di trasmettere il contagio, questi positivi non mi aumentano la diffusione reale e quindi non mi aumentano quella frazione della diffusione reale che andrà in ospedale. Hai capito? No, perché l'aggravarsi di una malattia non è controllabile. No, quello rappresenta, lei si immagina una piramide. In una malattia che ha una varietà di sintomatologia così ampia, dall'asintomatico al paucisintomatico, all'ospedalizzato lieve, ospedalizzato grave, ospedalizzato in terapia intensiva, ed è esattamente una piramide. Piramide che se io non interrompo ha una crescita esponenziale, che vuol dire che aumenta tutto, la piramide diventa sempre più grande, diventa sempre più grande la base, sempre più grande e via e via e via. Se io riesco ad asciugare questa piramide perché riduco la trasmissione effettiva, io all'inizio apparentemente ne ho di più. Perché? Perché ho visto la base della piramide che è molto larga, che è quello che diceva il Giorgio Crisanti. Io in un certo momento paradossalmente vedo tanti positivi. Perché vedo tanti positivi? C'erano i positivi, ma prima non li vedevo. Però impedisco che la piramide continui a crescere, e se la piramide continua a crescere, anche la parte più preoccupante, che ovviamente è la punta della piramide, cresce. Se io blocco questo, perché? Perché dal riconoscimento deve poi venire l'isolamento. Io ho isolati, quindi blocco il Chiudiamo qui. Segno patologia generale, segno queste cose. Bene colleghi, grazie. Il professor Crisanti resta a disposizione a distanza delle telecamere.